Non ricevono uno stipendio dal 12 aprile i 30 lavoratori della IML di Casalza Ligure. In quella data l'azienda ha dichiarato il fallimento e risulta sospesa, così come i suoi dipendenti. Una delle priorità per i sindacati è di dare ai lavoratori un sostegno economico con una nuova cassa integrazione. È stata infatti questa una delle principali richieste durante l'incontro con i rappresentanti di Ministero del Lavoro e Regione Liguria. L'altra cosa che FIOM, FIM e UILM hanno voluto inserire nel documento finale è il mantenimento della sede di Casalza Ligure. Le date da tenere d'occhio sono quelle del 27 settembre, data della prima udienza fallimentare, e 27 agosto, termine entro cui devono essere inviati i documenti per la procedura fallimentare. Nel frattempo ci saranno altri incontri con i lavoratori. Ovviamente noi non è che ci fermiamo, aspetteremo il 27 settembre, sarà nostra cura ogni tanto sollecitare, tanto continuare a sollecitare la politica, perché vedo che ogni tanto qualcuno esce, ovviamente noi dobbiamo tenerli monitorati queste cose qua. Non possiamo aspettare che arrivino solo notizie. Alla riunione di venerdì mattina hanno partecipato anche i curatori fallimentari che hanno informato i presenti dell'esistenza di trattative per affittare a due soggetti i due rami di cui è composta la IML. Stanno lavorando per affittare due rami di aziende a due aziende che sarebbero interessate. Ora dovremo aspettare il piano industriale di queste aziende e verificare se intendono confermare tutte le persone coinvolte e soprattutto se intendono anche mantenere sul territorio un marchio importante. Una soluzione temporanea di questo tipo permetterebbe di dare continuità al lavoro dell'azienda e renderla più appetibile a eventuali compratori. I sindacati ci tengono a sottolineare che l'azienda non ha mai avuto problemi di domanda o produzione e che prima della crisi aveva avuto anche un centinaio di dipendenti.